faccio ego Marcus Paulo condam filius Nicolae Paolo de confinio Sancti Ioannis Crisostomi. Eccola la preziosa pergamena datata 1320, è un atto notarile che fa riferimento al saldo di un prestito contratto da un certo Pietro da Canal nei confronti della famiglia di Marco Polo, ed il Marco Polo citato pare essere proprio l'esploratore veneziano tra i più celebri viaggiatori di tutti i tempi. È una scoperta straordinaria, quella effettuata nelle scorse settimane da una studentessa di Ca' Foscari impegnata in uno stage all'Archivio di Stato di Treviso. È stata ritrovata durante lo stage della studentessa Giulia Amigo una pergamena che ho potuto verificare riferirsi effettivamente a Marco Polo. Durante il lavoro di digitalizzazione del registro manoscritto dell'abate Luigi Bailo, la giovane studentessa ha scoperto il riferimento alla pergamena, redatta il 16 novembre del 1320 dal notaio Spinelli su richiesta appunto di Marco Polo. È importante innanzitutto per la sua rarità, perché si tratta di uno dei pochi documenti riconducibili a Marco Polo conosciuti e conservati dagli archivi di Stato. E poi perché si tratta di una quietanza, ovvero della quietanza che Marco Polo fa a certo Pietro da Canal, residente a Candia, ovvero nell'isola di Creta, per un prestito da questi ricevuto. Un documento che potrebbe quindi gettare nuova luce sulla vita e la figura del famoso viaggiatore veneziano, scoperto grazie all'intuizione di una studentessa e al prezioso lavoro di inventario effettuato tra fine 800 e primi 900 dall'abate Luigi Bailo e contenuto nel fondo diplomatico. In questo momento l'Archivio di Stato sta appunto facendo un'attività di ricognizione e riordino del fondo diplomatico e di trascrizione digitale dell'inventario Bailo per poter mettere a disposizione di tutti gli studiosi questo preziosissimo strumento di ricerca che consentirà certamente di fare altre interessanti e piacevoli scoperte.